La Sartiglia del martedì è la Sartiglia di San Giuseppe, la Sartiglia del gremio dei falegnami. È un'antica tradizione equestre, anche quella dei falegnami, che secondo i documenti correvano con le lance. Ancora oggi si parla di spezzare una lancia in favore di qualcuno. È una metafora che rimanda a un antico gioco medievale, appunto, di rompere una lancia contro un bersaglio. E i falegnami non potevano che correre con le lance di legno, perché rimanda alla loro arte, al loro mestiere, appunto quello di falegnami. E la Sartiglia del martedì per molti è la Sartiglia degli oristanesi, perché la Sartiglia della domenica vede l'affluenza di tantissime persone in città. Invece è un pochino più tranquilla, nel senso che forse c'è meno gente. È la Sartiglia comunque di quel capocorsa che indossa il coglietto dalle borchie d'argento, i fiocchi rosa e celeste, quella maschera color cera. È diversa la Sartiglia del martedì, le due Sartiglie sono completamente diverse. I protagonisti sono gli stessi, perché i cavalieri sono gli stessi, ma la figura del suo compositore con gli aspetti proprio peculiari di quella capocorsa, così come i gremianti con il loro incedere elegante, è sicuramente una Sartiglia diversa.